Open Day al Liceo Politi per illustrare ai tanti ospiti l'offerta formativa dell'istituto. Sì, è un momento molto importante, questo è delicatissimo per la scelta dell'indirizzo che riguarda i ragazzini della scuola media. Noi abbiamo voluto organizzare questo momento proprio per dare loro l'opportunità di conoscere quella che è la nostra offerta formativa, e attraverso questi percorsi laboratoriali abbiamo cercato di fare una fotografia reale di quello che è il Politi, quello che viene fatto nei due indirizzi che caratterizza l'istituto, ma l'indirizzo scientifico e il liceo scientifico e il liceo delle scienze umane, che a loro volta si suddividono, sono caratterizzati dall'opzione scienze applicate per lo scientifico, socio-economico per le scienze umane. Noi svolgiamo dei progetti sia curricolari che extracurricolari in cui si collegano la letteratura con la musica. In particolare ci dedichiamo alla partecipazione allo studio per il convegno pirandelliano Centro Nazionale Studi Pirandelliani, per cui abbiamo vinto dei premi con la scrittura creativa, con i cortometraggi che abbiano sempre la tematica pirandelliana molto coinvolgente per i nostri ragazzi. In più io in particolare mi dedico al collegamento tra letteratura e musica, facendo degli approfondimenti per esempio sul tema della donna nelle arti e nella letteratura. I ragazzi sono molto contenti anche perché approfondiscono, mettendo in campo le loro competenze anche extrascolastiche, approfondiscono proprio questo indirizzo collegandolo con la letteratura, con la filosofia. Siamo noi scienze umane. Sicuramente è una cosa molto formativa, molto accattivante e molto stimolante per ragazzi che è difficile che insomma trovano la motivazione vera, quindi in questo modo noi troviamo il modo per stimolarli, per incentivarli e soprattutto per avere un valore aggiunto in più che li arricchisca e soprattutto li rimanga per il loro futuro. Una scuola attenta anche alle tematiche sociali, considerando che voi durante l'anno scolastico ne organizzate tante. Sì, per noi è davvero di fondamentale importanza, perché la scuola è il luogo dove i nostri allievi trascorrono, oltre che nelle loro famiglie, la maggior parte del tempo. Quindi per noi è importante sensibilizzare gli studenti su tematiche come la violenza contro le donne, il bullismo e il cyberbullismo. Siamo infatti reduci da due eventi che ricordiamo davvero con grande entusiasmo. Il 25 novembre, in collaborazione con il centro Telefono Aiuto di Agrigento, abbiamo realizzato un flash mob in Piazza Stazione ed un convegno proprio per scuotere non solo i nostri studenti ma anche l'opinione pubblica e fare uscire questo tema ormai davvero di grande attualità nelle piazze. E la scorsa settimana abbiamo avuto ospite anche Sakara e insieme a lui abbiamo affrontato l'argomento del bullismo e del cyberbullismo, evento sempre patrocinato dal Telefono Aiuto. E le nostre iniziative in collaborazione con gli enti e del territorio continueranno ancora, diciamo, per tutto l'anno. L'opzione Cambridge? Sì, dallo scorso anno sono partiti dei corsi, sono mirati al conseguimento della certificazione linguistica Cambridge. Quest'anno sono attivi 6 corsi gestiti da docenti madrelingua di 50 ore la durata del corso, e i ragazzi in pratica hanno un rientro pomeridiano, quindi non è neanche faticosissimo. Al termine di queste 50 ore i ragazzi vengono preparati a sostenere l'esame finale per il conseguimento di uno dei livelli per cui sono stati iscritti. Quello che ci gratifica molto è che lo scorso anno i ragazzi iscritti agli esami hanno superato brillantemente i test. Una di queste infatti è stata anche premiata perché pur sostenendo l'esame di livello B2 lei in verità ha conseguito il livello C1.
Perché scegliere il Politi? Perché il liceo Politi dà una buona preparazione per l'università. Che è una bella scuola e i professori danno anche una buona preparazione agli alunni, pertanto io la consiglio. Perché è una scuola davvero bella, si lavora molto serenamente, i professori sono qualificati poi. Tu la consiglieresti? Sì, la consiglio molto.